Este a sesión de cura serve a realizzare una chanta e accordi di forma più semplice. Dunque abbiamo l'accordo del Do maggiore che abbiamo già visto l'altra volta, quello che si forma da Do, Mi, Sol e Do, Sol chitarra, e sappiamo così. Proviamo a suonarlo suonando tutte le corde una dopo l'altra. Ma potremo anche arpeggiarlo volendo. Questo accordo qua potremo vedere che è la tonica, che è quella che dà il nome all'accordo, è appunto il Do. Vediamo un altro accordo importante perché si usa molto, è La minore. Andiamo a ciappare a suonare le corde sulla quarta corda al Mi e là lo ciappiamo con l'anulare qua sul secondo tasto della terza corda e poi ciappiamo il Do con il primo deo con l'indese sulla seconda corda al primo tasto. Naturalmente se fermo queste tre note qua non ha tanto senso, bisogna partire dal basso, che è quello che dà il nome alla scala, cioè all'accordo, perché suonando l'accordo DA bisogna partire da là basso. Quindi. Naturalmente questo accordo non è uno dei più allegri, e se dopo più che altro nelle musiche un po' tristi, un po' malinconiche. Però se può vederlo nel giro di Do, che si usa spesso nelle canzoni, si utilizza così. Se suona prima l'accordo del Do maggiore, proporrei anche agli altri a fare intanto sti due accordi qua. La prossima volta vedremo quel che manca del giro di Do. Iscrivete, mettete mi piace.